Carissimi amici, benvenuti al nuovo oroscopo della settimana che va dal 22, dal 22 al 28 di novembre. Però prima di iniziare con l'oroscopo è giusto ricordare a tutti quanti voi che il sottoscritto si occupa di legamenti e ritorni d'amore. Ciò vuol dire chiunque di voi abbia bisogno di far tornare il proprio innamorato o la propria innamorata, io posso aiutarvi a farla ritornare o a farlo ritornare più innamorato di prima. Ok? Allora, detto questo, andiamo con l'oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 di novembre e iniziamo con il segno dell'Ariete. Amore. In questa settimana le cose si svolgeranno in maniera un po' altalenante su tutti i fronti, soprattutto in amore. Per i sentimenti, infatti, ci saranno alti e bassi, non sempre l'atmosfera sarà tranquilla nei rapporti. In contrasto però avete qualche giorno abbastanza ricco di emozioni in cui potrete godervi una relazione oppure una nuova conoscenza se siete single. Il segno del Toro. Amore. Probabilmente sarete presi da questioni che non riguardano i sentimenti e i rapporti. Mettere totalmente da parte le emozioni però non è sempre la scelta giusta. Anzi, se siete innamorati e avete già un partner al vostro fianco, sarà proprio il caso di godersi la storia d'amore e dedicare molto più tempo e attenzione alla relazione. Anche i single dovrebbero immergersi di più in un rapporto a cui tengono in maniera particolare. Il segno dei Gemelli. Se siete impegnati sentimentalmente, questa dovrebbe essere una settimana molto tranquilla prima dell'arrivo del nuovo mese. In queste giornate tutto dovrebbe filare liscio, forse anche un po' troppo. Il rapporto col partner potrebbe diventare piatto. Vorreste qualcosa in più, ma vi toccherà avere una certa pazienza. Simile il discorso anche per tutti i cuori liberi. Il segno del Cancro. Amore. Questa settimana di fine mese non sarà molto interessante e potrebbe essere pure molto complicata da dover fronteggiare. Per i sentimenti non andrà così bene ed infatti potreste avere parecchi problemi da dover risolvere con la vostra dolce metà. Occhi aperti e calma da tenere a portata di mano. I single difficilmente faranno degli incontri troppo importanti in queste giornate di novembre, viste le stelle come si comporteranno con voi, dovreste aspettarvi qualcosa per il nuovo mese. Il segno del Leone. Amore. Questa settimana potrebbe essere particolarmente buona. Le stelle promettono bene per le emozioni e i rapporti personali. Se avete un partner potrete godervi i sentimenti, l'equilibrio soprattutto. Nonostante ciò dovrete fare attenzione ad alcuni giorni in cui potreste sentirvi meno sereni, ma niente andrà male, anzi qualcosa di buono arriverà. Pure per i single potrebbe essere un momento molto interessante per fare un bel incontro d'amore. Il segno della Vergine.
amore. La settimana di novembre inizierà al miglior dei modi e continuerà decisamente bene. Potrete vivere al 100% questo periodo in amore. Non solo, la parte centrale potrebbe essere quella più soddisfacente per i sentimenti e per i rapporti. E a proposito di soddisfazioni, qualche bella sorpresa potrebbe entusiasmare i cuori solitari in attesa di qualche nuova novità in amore. Il segno della bilancia, amore. La settimana potrebbe non iniziare con il piede giusto per l'amore. Infatti, il lunedì potrebbe essere ricco di problemi e discussioni con il partner e con le persone intorno a voi che volete bene. Vale anche per i nuovi approcci. Poi le cose miglioreranno e il periodo sarà abbastanza buono e non potrete affatto lamentarvi in fatto di sentimenti e di rapporti della sfera intima e non solo, ma anche privata. Il segno dello Scorpione. Amore. Tutto bene per questa settimana di fine mese. Le cose in amore sono destinate ad andare sempre meglio e a crescere. La vita di coppia prenderà una ottima piega e dal weekend potrebbero arrivare emozioni speciali. Dopo questa settimana potrete sperare persino in qualcosa in più in un rapporto, anche per quanto riguarda le nuove conoscenze dei cuori più solitari. Il segno del Sagittario. Amore. Ottima questa settimana per dedicarsi alla vita di coppia senza pensare troppo agli impegni. Potrete dunque porre molta attenzione alla relazione e al vostro partner. Godetevi i sentimenti della vostra dolce metà. Bene, pure i single andranno a gonfie vele per questa settimana. L'unico appunto sarà per il weekend, dove le cose potrebbero leggermente complicarsi in fatto di rapporti. Qualche piccolo nervosismo in arrivo per voi, occhi bene aperti. Il Capricorno, amore. Le stelle saranno dalla vostra parte in questo periodo di novembre. Per l'amore sarà una buona settimana e gli ultimi giorni dovrebbero essere i migliori per le emozioni e per qualche bella novità. Non dovrebbero esserci discussioni in arrivo. Figuratevi se la vostra persona potrebbe sopportare questo in questo periodo. Potrete godervi il vostro rapporto nuovo e duraturo che esso sia. E questi sentimenti positivi ed ottimisti vi faranno sentire meglio anche con voi stessi. Il segno dell'Acquario. Amore. Settimana molto buona in cui potrete sfruttare il favore delle stelle per godervi i bei momenti insieme alla vostra dolce metà. Tutto abbastanza positivo, anche per i single in cerca di nuove conoscenze. Occhio comunque a metà percorso, perché potrebbe esserci qualche giorno non positivo, come è giusto che sia per tutti. Niente di preoccupante per la vita sentimentale, in cui le cose proseguiranno al miglior dei modi. E infine il segno dei pesci. Amore. Questo periodo del mese sarà abbastanza ricco di alti e bassi che non faranno sentire sempre al top. Dovreste affrontare tutto al meglio, perché purtroppo potrebbero anche nascere delle discussioni a livello amoroso con il proprio partner. Pure i cuori liberi potrebbero avere una settimana di novembre un po' altalenante per quanto riguarda le nuove conoscenze. Quindi fate attenzione. Bene, e così abbiamo concluso con l'oroscopo della settimana
e andiamo in sigla.